Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'appuntamento con Media Europa Channel, l'attualità e la politica dal Friuli Venezia Giulia commentata con Enzo Cataruzzi che avete già collegato con noi. Chiaramente anche oggi ci sono temi importanti e saluto Enzo e direi di partire subito per quanto riguarda la riforma delle amministrative, no Enzo? Cioè il cosiddetto terzo mandato per i comuni e poi libertà diciamo di rinnovo per gli altri. Beh, certo, ci sono un provvedimento che ha due norme veramente importanti, quella dell'autonomia che non cambia niente per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, ma dà la possibilità ad altre regioni, Emilia-Romagna, Veneto in primis, di poter usufruire di alcune deleghe particolari, no? Che noi già usufruiamo, comunque in materia di commercio, in materia di scuola, eccetera. Insomma, adesso vedremo cosa. Poi c'è anche il provvedimento che mandato dei sindaci al di sotto di 15.000 abitanti. Tratterebbe di portarlo da 5.000 a 10.000. Ma qui a livello di maggioranza dei sindaci fa ingolosire i sindaci che... Ecco, riprendiamo la linea dallo studio, ci scusiamo, ma ci sono dei problemi sul collegamento internet col nostro Enzo Cataruzzi, è sparita la linea, non da noi dovuta, come si dice in questi casi, purtroppo ogni tanto il segnale va e viene, ripeto, non è un problema nostro, adesso stiamo un attimo tentando di ricollegarci con l'amico Cataruzzi che forse si trova in una posizione forse non proprio delle migliori, come si dice in questi casi, e dunque di conseguenza, eccolo qua, è riapparso Enzo, vediamo se riusciamo a ricollegarci. Ecco Enzo, scusa, era andata via la linea, non per causa tua, ma era saltato il segnale. Ecco, cioè, Prego, puoi riprendere. il fatto di aumentare l'indennità dei sindaci fa ingolosire gli stessi, tra virgolette, per fare il terzo mandato, no? Ora, molti che si apprestavano a entrare in assessore, sia anche esterni, anche gente che in qualche modo tentava l'avventura o le sorti dei vari comuni, è un impasse non da poco, perché segnare una coalizione nuova, una diversa coalizione, o forse in certe coalizioni, perché bisognerà vedere nei vari comuni, soprattutto quelli grossi, che cosa vedremo di trovare le notizie. Ecco, purtroppo oggi è così, non c'è, si vede che c'è qualche problema di segnale dovuto. Eccoci. Mentre Fratelli d'Italia e la Lega in qualche modo erano concorrenti, in questo momento forse Forza Italia potrebbe avere in mano la golden share e imporre anche più di qualche candidato in virtù del fatto che è un partito moderato, quindi lo vedremo. Poi abbiamo anche certe coalizioni nei comuni che si stavano già formando e penso che quando si parte per certe avventure è difficile fermarle, quindi vedremo cosa succederà. Io mi riferisco un po' anche ad altre situazioni che oggi i giornali sottolineano, specialmente il Messaggero Veneto, dove si sottolinea il fatto che manca del personale dei comuni. E questo noi lo dicevamo già da tempo, parlando con i sindaci, parlando con le varie amministrazioni locali. Praticamente c'è un turnover di personale che un po' in quiescenza, un po' cambia anche la destinazione, magari si avvicina a casa ai propri comuni, oppure c'è questo turismo, diciamo così, concorsuale che permette a molti di fare il concorso, poi magari dopo di cambiare, ma nel frattempo le amministrazioni
dove hanno preso in carico il concorrente, devono mantenergli il posto, per cui praticamente hanno il posto ma è ancora vacante. Quindi questo comporta dei problemi non da poco, ecco, in sostanza. E poi c'è sempre il problema atavico della sanità, insomma, no? Ma quello che ritengo più importante. Ecco, niente da fare. Oggi abbiamo eccolo qua, ecco che riappare, ci scusiamo ancora, eccoci qua. Si vede che oggi fa un po' le bizze internet oggi. Va bene, no? Abbiamo in carica un disegno di legge che è alla Camera sulle province, no? E questo è una cosa molto importante, perché è evidente che ci sarà una specie di check and balance, un po' a livello nazionale. A livello nazionale forse le cose cambieranno. Quindi c'è un grande punto di domanda sul terzo mandato dei sindaci. C'è un grande punto di domanda quando si andrà a votare per le provinciali, che io sostengo, se non viene cambiato la legge, noi vedremo delle nomine a livello provinciale, perché è ritenuta una elezione di secondo livello, quindi una specie di cooptazione, no? I partiti più grossi mettono quello o quell'altro, insomma, eccetera. Un po' come era previsto all'inizio, cioè quello di fare la questo non... provincia, il famoso comune allargato con i sindaci Bravo, componenti esatto. all'interno. No? E questo potrebbe comportare un dibattito, diciamo così, avanzato, terzo mandato, e poi c'è il terzo mandato anche delle regioni. La nostra regione è evidente che il nostro presidente sta cercando il terzo mandato, poi lo sta cercando anche Zaia, ma la Meloni dice il terzo mandato sì, ma dopo le europee. In pratica pesiamoci e vediamo cosa valiamo, anche perché è chiaro che dopo il secondo mandato Fratelli d'Italia ambiva ad avere la strada, diciamo così, agevolata Spianata, per vero. entrare in pole position per avere un candidato presidente. Insomma. Dimentichiamo che il primo partito d'Italia, in questo momento Fratelli d'Italia, non ha nessun presidente di regione in carica e quindi sì, è un'anomalia in sostanza, per cui è evidente che c'è una specie di braccio di ferro all'interno della maggioranza. La minoranza o l'opposizione vediamo che sta battendo qualche colpo. Io sento che in molti comuni non verranno presentate liste, ma ci saranno delle liste civiche, quindi vuol dire che c'è un allargamento di fatto, non di nome, ma di fatto, per cui votando poi a giugno c'è più tempo per chi vuole candidarsi di vedere effettivamente come stanno andando le cose, tenendo presente tutto quello che abbiamo detto adesso. Senti, per quanto riguarda invece l'autonomia differenziata, si parla tanto di questa autonomia differenziata e chiaramente con più peso e più potere, diciamo anche alle regioni a statuto ordinario, Sì. ma per le cosiddette regioni e province autonome cosa cambierà in moneta, ma soprattutto in pratica? Ma in pratica che possono tenersi la fiscalità, i soldi, gira tutto lì. E avranno anche più responsabilità nel gestire, perché l'autonomia non vuol dire facciamo quello che vogliamo, l'autonomia vuol dire avere più responsabilità e soprattutto avere più risorse e spenderle bene. Ma io penso che ci sarà questa autonomia, qualcuno dice che spacca il paese, ma io penso se noi ci riferiamo al regionalismo di istruzione a memoria, non spacca il paese, diventa un paese federale, no? Federalista in sostanza. Questo è evidente che la lettura che daremo quando passerà la legge, se passerà sul premierato, cambieranno un po' i paradigmi, cioè praticamente il premier darà più stabilità a un paese, le regioni saranno più garantite, resta naturalmente il nodo del sud, questo sì, resta il nodo del sud e il nodo anche di cosa farà il capo dello Stato. Io penso che il capo dello Stato tornerà alle origini, cioè sarà un notaio che entrerà in pista solo quando cadrà il governo prima della fine del Senti, mandato. questa riforma del premierato, non la vedi più vicina diciamo, alla Germania oppure ad altri paesi? Cioè è un po' una sorta di cancelliere d'Italia, o qualcuno lo chiama addirittura il sindaco Come sindaco d'Italia. d'Italia, questo Ecco, io ti penso sembra più vicina col fatto dell'autonomia differenziata dall'altra parte, del premierato? Ti sembra che l'Italia, diciamo così, è una parola grossa, si sta avvicinando a un tipo di sistema tedesco?
Ma qualcuno dice che è un tipo di sistema israeliano addirittura, che potrebbe in qualche modo come il correttivo, perché abbiamo visto che Israele si vota ogni piede sospinto in sostanza, no? Ma questo è il premierato, anziché l'elezione diretta del capo dello Stato, è stato partorito, tra virgolette, per venire un po' incontro anche a Renzi, nel senso per spaccare un po' anche l'opposizione. E penso che alla fine converrà un po' a tutti il premierato, perché è un po' il sindaco d'Italia, cioè chi vince governa per Ma 5 siamo anni. maturi, Enzo, siamo maturi secondo te per questo tipo di cambiamento politico? Cioè l'Italia nel 2024-2025 è pronta eventualmente ad avere un primo ministro con poteri ben definiti e le stesse regioni, diciamo così, autogovernate con bilanci propri, oppure siamo soltanto alle chiacchiere? Ma è la situazione che ce lo impone, in qualche modo è la situazione. La stabilità dà anche una visione diversa di chi vuole investire sul nostro paese, no? Quando sappiamo che c'è un governo in carica per 8 anni, sappiamo che c'è una stabilità per 8 anni, insomma, no? È chiaro che la questione economica è pesante, molto pesante, e che l'Europa probabilmente può cambiare anche volto. I sondaggi dicono che in 9 paesi dell'Unione Europea vincerà il centrodestra o la destra addirittura. Quindi questo potrebbe cambiare, sovvertire un po' tutto quanto, ma sovvertire in maniera molto, molto forte. Perché? Perché ormai le leggi in Europa sono cogenti rispetto a quello che viene in Italia. Forse la gente non ha capito che non dobbiamo mandare in Europa gli scartini, tra virgolette, della politica, ma dobbiamo mandare il numero 1, perché è lì che si fa la vera politica futura, la visione in sostanza, no? E per cui è la condizione nostra che ce lo impone, dobbiamo in qualche modo fare uno scatto in avanti. Chi ha paura di regimi totalitari o fascismo, eccetera, secondo me è fuori luogo, ormai abbiamo superato quel sistema. Il sistema invece è di combattere un po' l'indifferenza della gente che non partecipa né alle elezioni, diciamo così, in qualità di candidati, né alle elezioni in qualità di elettori. Quello è il problema, l'indifferenza. Chiaro. Bene, io direi, Enzo, possiamo chiudere qui il nostro appuntamento odierno. Scusa un attimo. Sì, prego. Io vorrei ricordare ai telespettatori che domani è il giorno della memoria, no? Il 27 Sì. si celebra la Shoah già dal 2005. Mi sono anche sorpreso che addirittura dal 1 novembre 2005 è stata istituita questa giornata, e per cui è chiaro che domani molti di noi saranno sui luoghi anche per celebrare un anniversario che va detto non come più di adesso, in sostanza va sottolineato, difeso. Perfetto, grazie Enzo Cataruzzi, grazie ai nostri amici vicini e lontani. Vi diamo appuntamento con Mixed per quanto riguarda l'attualità e la politica del territorio alla prossima settimana. Mandi, e alla prossima. Mandi. Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.